telefono signora, è difficile spiegare, ma se torna Elisabetta lei mi faccia richiamare e mi stendo già a guardare le lentigini di sole sul soffitto, l'equilibrio mente-cuore, anche senza te perfetto. Starai girando per mercati strani, cianfrusaglie nelle tue mani, il tuo concetto del domani è vivere più in fretta. Si addormenta o no? Per telefono signora, cosa vuole che le dica? Lei non può rimproverarsi d'esser madre e non amica, e mi stendo già a pensare com'è bella questa tua liberazione, ma io mi sento come un pollo quando invidia l'aquilone. Domani la tua foto sul giornale, i tuoi anni, gli occhi neri, non ci credevo fino a ieri alla tua semplice vendetta. Elisabetta si fa sera e a dormire dove andrai? Sotto le stelle della tua primavera, Elisabetta, sognerai il tuo diario di bambina di cui ti vergognavi un po', e vuoi scoprire se a mezzanotte si addormenta.